Questa caccia pesca e natura parla di territorio, parla di prodotto turistico, parla di Dolomiti e ne parla in Italia e all'estero. La 21ª caccia pesca in natura è pronta ai blocchi di partenza. Dal 14 al 16 aprile oltre 100 espositori si incontreranno all'appuntamento fieristico nazionale tra i più seguiti dagli appassionati del mondo ittico e venatorio in montagna. A Longarone Fiere, fresca di un'edizione storica di Agrimont, sono attesi oltre 12.000 visitatori. Una fiera che piace, è una fiera che ha degli bellissimi ingredienti perché parte dal territorio attraverso una partnership pubblico-privata Regione Veneto da un lato e provincia, ma coinvolge tutti i cacciatori, i pescatori organizzati nelle loro diverse articolazioni, poi espositori importantissimi, leader di settore. Siamo riusciti anche da diversi anni a coinvolgere alcuni espositori esteri, abbiamo 4 ungheresi e questo ci fa piacere. Un carnet ricchissimo di eventi collaterali con i convegni a farla da padrone per l'approfondimento di tematiche di stretta attualità come la prevenzione della predazione da lupo in malga, oggetto di un progetto sperimentale per i territori bellunese e vicentino della Regione Veneto che riguarda la protezione dei bovini. Giusto oggi però la Commissione europea ha detto che non si opporrà alle richieste di abbattimento dei lupi avanzate dagli Stati membri. La comunicazione è arrivata dall'europarlamentare Dorfmann che ha citato il cambio di passo impresso dalla Presidente Ursula von der Leyen. Si vedrà se l'Italia deciderà di adottare un piano di gestione che includa anche gli abbattimenti e certamente se ne parlerà a caccia, pesca e natura, tassello fondamentale della produzione di Longarone Fiere. Ogni 100.000 euro investiti in Longarone Fiere ne portano 1 milione sul territorio, queste sono statistiche ufficiali. Per fortuna stiamo vivendo un elastico e quindi prima eravamo rinchiusi, adesso la gente lo ha dimostrato ad Agrimont che ha avuto un successo straordinario, andato oltre i numeri del pre-Covid. Io spero che questo secondo appuntamento del 2023 replichi quanto avvenuto 20 giorni fa.